Oggi si celebra San Saturnino. Il nome Saturnino viene dal latino e si riferisce al culto del dio romano Saturno. Ha il significato di malinconico. Oggi, 29 novembre, è la giornata mondiale del giaguaro. Si tratta di un'occasione in cui il WWF ricorda che negli ultimi anni sono aumentate le preoccupazioni per il commercio illegale del più grande carnivoro dell'America Latina. Identificata come specie quasi estinta ed inserita nella lista rossa delle specie minacciate, viene inoltre minacciata dalla deforestazione e dagli incendi causati dall'uomo. Per salvaguardare il giaguaro è stato identificato un piano chiamato Jaguar 2030 Roadmap per collegare le principali aree di conservazione entro il 2030. L'ONU dà vita allo Stato di Israele con la risoluzione numero 181, adottata il 29 novembre 1947. Con questa si stabilisce la spartizione della Palestina, la nascita di uno Stato arabo e di uno ebraico. La divisione scatena il conflitto arabo-israeliano. È l'inizio di una profonda crisi umanitaria con la diaspora di 700.000 palestinesi e 800.000 ebrei costretti a fuggire con la forza. Abbiamo sicuramente sentito parlare di radar, ma sapete a cosa serve? Il radar è un sistema che usa onde radio ad alta frequenza che permettono di controllare il traffico aereo al fine di garantire la sicurezza degli aerei di volo. Ne esistono di vario tipo, alcuni per rivelare la posizione di un oggetto ed altri per valutarne la distanza a cui ci troviamo da questi ed altre caratteristiche. Buon weekend ai 12, oggi la Luna abbraccia Saturno e Nettuno, seriosa sì, ma con tanto sentimento, dolcissima e pronta anche a sacrificarsi un po' per gli altri. Cosa accade nello zodiaco Ariete? Oggi siete teneri, tanto da essere tagliati con un grissino. Ecco cosa succede, vi siete un po' ammorbiditi, è la vostra romanticità perché è stata una settimana che ha riproposto una serie di sequenze del passato, vi ha reso un po' nostalgici e più vicini ad un'indole accogliente e morbida. Beh, in fondo, quando volete sapete essere anche molto morbidi. Toro, oggi la giornata viene molto più rassicurata dalla presenza di una luna molto forte e potente. Qualche familiare o qualche intervento del partner vi rendono molto più sicuri e certi nella vostra vita. Gemelli, Luna, Saturno e Nettuno in quadratura, Sole e Marte in opposizione. Beh, non è del tutto semplice questo weekend, forse perché vi ha deluso un po' l'andamento della settimana, perché avete corso troppo. Beh, una sana dormita, un po' di riposo e una chiacchiera con un amico vi potranno aiutare. Cancro, stupendo cielo per voi, Luna, Saturno e Nettuno, tutti e tre all'unisono intrigono con il Giove che ospitate nei vostri gradi. Oggi il Cancro raggiunge una potenza inaudita. Leone, oggi un po' più di tranquillità intorno a voi, vi sentite soddisfatti anche se avete lavorato un po' concitatamente. Oggi guarderete i risultati e sarete molto soddisfatti. Vergine, Luna, Saturno e Nettuno vi fanno sentire oggi fortemente nostalgia di qualcuno, di qualcosa, ma ci penserà Mercurio a decidere come gestire alcune situazioni, soprattutto nell'area sentimentale. Venere in zona Cesarini risolve la serata benissimo. Bilancia, per voi oggi è una giornata in cui tutto sembra distante, un po' attutito, un po' ovattato e guardate da lontano dei rapporti che ancora non capite, non cogliete, come se aveste curiosità di sapere qualcosa di che fine ha fatto qualcuno della vostra vita, curiosità che verrà soddisfatta tramite un amico. Scorpione, giornata oggi splendida con Luna, Saturno e Nettuno che strizzano l'occhio a Mercurio e a Venere nei vostri gradi. Giove è sempre dalla vostra parte, questo è un momento d'oro.
Sagittario, Sole e Marte sembrano collaborare benissimo attendendo Venere e soprattutto facendo qualcosa di utile, di importante, vi sentite forti per adesso. Solo la Luna oggi è sonoramente in quadratura con Marte, quindi oggi rischiate di essere un po' bruschi. Capricorno, potentissimo l'aspetto di oggi di congiunzione di Luna e Saturno, che sembrano assolutamente andare d'accordo, darvi pace, sicurezza e soprattutto farvi sentire solidi in amore dove e sapete bene che tutto è poco controllabile, ma persino per dei maniaci del controllo come voi, oggi è un'ottima giornata in amore. Acquario, quante belle idee e fantasie che avete davanti agli occhi, molte opzioni, molte scelte possibili. Anche Venere sembra cominciare a strizzarvi l'occhiolino e a rendere tutto più bello da vivere e più affascinante. Il Sole vi dà una grande energia istica Plutone a trasformare tutto intorno a voi. Pesci, oggi protagonisti del cielo con questa luna triplamente congiunta a Saturno e a Nettuno. Oggi il cielo, soprattutto le regioni d'acqua, in Cancro c'è Giove e in Scorpione Mercurio e Venere, vi vedono trionfare a tutto campo. È il vostro momento, agite. Muore a 95 anni l'ultimo grande regista del cinema italiano, Mario Monicelli. Il 29 novembre 2010 si toglie la vita gettandosi dal quinto piano dell'ospedale romano San Giovanni, dove era ricoverato per un tumore. Monicelli, candidato per 6 volte al premio Oscar, nel 1991 riceve il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia. Oggi parliamo del famosissimo piantare in asso. Questo modo di dire deriva addirittura dalla mitologia greca. Il mito è quello del Minotauro. Teseo abbandonò la moglie Arianna dopo la celebre impresa del filo, lasciandola da sola nell'isola greca di Nasso. La deformazione popolare ha trasformato lasciare in Nasso nell'attuale lasciare in asso. Il matto di oggi è l'attore Cary Grant. Dietro lo pseudonimo si cela Archie Leach, figlio di un padre alcolista che fa internare la moglie e fa credere al figlio che sia morta. Archie viene affidato a un istituto da cui fugge all'età di 14 anni per unirsi a una compagnia di saltimbanchi. Negli anni 50, per rielaborare il suo dolore, viene sottoposto a trattamenti con l'LSD, allora autorizzati. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ciò che rende meravigliosa la vita è meravigliarsi ogni giorno di vivere. Facciamoci guidare dalla meraviglia in questo nuovo giorno che è appena iniziato. L'appuntamento di oggi termina qui. Ci rivediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.